Dal 2009 io vado a visitare, dopo la crisi di Lehman Brothers, 2 aziende alla settimana, quelle che stanno bene, quelle che determinano il successo economico del Veneto, e gli elementi sono la famiglia Zago, forti legami con il proprio territorio, con la propria famiglia prima di tutto, con un modello di sviluppo che tenga conto della reputazione dentro il territorio e dentro la propria azienda. Una visione ampia, cioè nessun complesso di inferiorità, riuscire a guardare il mondo con gli occhi della propria identità. Ecco, questo è diventato un elemento economico rilevante, tanto che si parla del Veneto come miracolo del nord-est, ma è un modello replicabile. Come? Certamente valorizzando le testimonianze come questo, cioè raccontando di queste storie e soprattutto andando a dire ai giovani questo è il modello corretto e giusto. Famiglia, territorio, identità e capacità di innovare. Sì, un settore di eccellenza, poi un settore tra l'altro per noi molto importante perché fornisce il piatto per mangiare direi a mezza Europa, a tante nazioni, ed è motivo di orgoglio e soddisfazione per chi come me, che ha anche un ruolo da presidente di Camere Italiane nel mondo, quando parliamo di questo modello delle piccole imprese, da piccola impresa artigiana arrivare a questi livelli. Vuol dire credere nella propria azienda, investire, pensare sempre a un futuro positivo, ma ci vuole tenacia, ci vuole la capacità e la resistenza. Un paese che non ha materie prime, un paese che ha una burocrazia incombente, un paese che ha tantissime difficoltà, però riesce a esprimere grandi imprenditori come lo è Zago, il fondatore e la sua famiglia.